Eder, Mech, Pallister. Liliana è morta il 14, 2 anni fa, con l'orologio fermo alle 9:17. E siamo ancora qua a chiederci cosa è successo, a chiederci come sono andate le indagini. Silvia, secondo te nelle indagini c'è stato qualche piccolissimo errore quella? Molti errori nelle indagini e tante non sono state neanche fatte. Avranno fatto, sì, non dico che non hanno fatto esami e cose, però tante o le hanno fatte superficialmente o non dandoci troppo peso. Invece era importante anche le piccole cose, e gli orari, la borsetta, le impronte che non ci sono, le mutandine con un rimasuglio di DNA, ma è stata manipolata, è stata traspostata dal posto dove è stata trovata a 4 metri più in là, è stata rivoltata, messa nel sacco, riaperta, tagliato il cordino, e tutte queste robe qua, ma perché? Ma con che criterio hanno lavorato? Sebastiano c'è o ci fa? Lui sa cosa è successo, è quello che abbiamo sempre detto. Sarà stata una disgrazia, sarà stato un litigio, lei si è sentita male, però il dopo? Perché non hai chiamato magari i soccorsi se si è sentita male? È il dopo che non quadra. Noi non abbiamo mai detto che lui è colpevole. Noi abbiamo sempre detto che lui sa più di quello che dice, perché in effetti non dice niente, perché non ce l'hanno fatta vedere. Non è morta sotto un treno, non è morta di un disastro, no? Quindi perché? Quando noi abbiamo visto la foto abbiamo detto subito, ma è stata picchiata. L'ultimo saluto, noi non abbiamo potuto darglielo. Noi viviamo questi 2 anni in un incubo, oltre che in un limbo. Non può finire così. Non può finire così. Liliana sarebbe morta alle 9:17 del 14 dicembre. Perché il suo orologio non si è fermato da solo, dico io, no? Se si è fermato a quest'ora gli è successo qualcosa, obiettivamente parlando. Non ci vuole tanto. E non era più neanche sul polso, mi sembra, è stato trovato non so come. Comunque questo è l'orario del suo orologio, fermo. Un orologio non si ferma così, per caso, ecco. E noi presumiamo, io per primo, ma siamo primi tutti, appunto con la cugina, col fratello, eccetera, a credere che lei ha avuto un alterco quella mattina. Infatti non sono segni con il viso che pesta sui pini di questo boschetto dove ci troviamo noi, quelli che aveva lei sul viso. Quelli erano colpi, punto e basta. Sebastiano dice bugie? Ma su qualche cosa sicuramente sì, ma io lo sto dicendo da anni. Se voi seguite qualcosa di quello che ho detto io negli anni dico, 1 anno e mezzo fa e più, io ho detto che lui sa tutto, basta chiedere a lui. Questo è il concetto, 1 anno e mezzo fa, non ieri. La cugina poi giustamente ha nominato il punto, che non è precisamente come abbiamo pensato noi per 1 anno e mezzo, ma è in qualche maniera una ventina di metri dietro. Oggi nel gruppo che si è radunato al cimitero mancava Sebastiano, come mai? E bisogna chiederlo a lui, tanto addolorato è che sarà andato 2 o 3 volte dove si porta sua moglie, per esempio. Io ci vado tutti i martedì, perché martedì è successo questo e martedì ci trovavamo noi. Comincio a essere alterato, purtroppo, per me. Sebastiano, Claudio dice che non sei andato al cimitero a portare un fiore a Liliana perché di lei non ti frega niente. Io ho un modo mio per stare vicino a Liliana. Io vado nei soliti posti dove andavo con Liliana. Oggi ho fatto un bel giro, sono andato anche in Croazia. Vado quando me la sento, quando sento la forza di andare lì, in un posto dove non ci deve stare. Liliana è dentro di me, che mi urla, mi dice: Sebastiano, portami via di là. Non è casa mia, non è il mio posto questo. Io spero quanto prima di avere il nulla osta per fare la cremazione e spargere le ceneri nel mare. Dopo ti prometto che farò quello che desideri e così sarai serena e felice e sei sempre dentro di me. Mi manchi tanto, guarda, tanto. Come va con tuo figlio? Purtroppo lui fin dai primi tempi è stato accusato di essere il complice del marito. Questa cosa lo ha ferito tantissimo e purtroppo si è allontanato da me. L'altro anno gli ho fatto gli auguri del suo compleanno e mi ha detto: papà, fammi un regalo, non telefonarmi più.
Ho chiamato tante volte anche poco tempo fa e non mi risponde. Allora voglio dire, per Giorgio, ho bisogno di te. Ti ha convinto Sebastiano? Ma no, cioè non mi convince più di tanto perché avrà portato 2 volte un fiore dove è sepolta sua moglie, per capirci, e poi lui lo sa benissimo, io l'ho detto, ho dichiarato e lo dico di nuovo in questo momento, loro erano separati già da anni. È chiaro che lei, essendo la moglie, seguiva il marito come che in qualche maniera d'obbligo, non voleva farlo ancora, ma era pronta, prontissima. È stato detto da qualcuno che al 14 di dicembre non aveva ancora detto niente al marito e al 20 avrebbe dovuto essere fuori casa. Io sono convintissimo che lei qualcosa gli ha detto, perché le ultime sue parole sono state dopo che parlemmo, vuol dire che dopo doveva dirmi qualcosa di molto importante, sì, secondo me. E per tornare solo un attimo, velocissimo, al ritrovamento di Liliana, volevo aggiungere che basta che uno si guardi il filmato di ieri, si vedrà con quanta poca cura è stato maneggiato il suo corpo al ritrovamento. Una voce fuori campo dice a chi la sta toccando senza guanti, girale la testa per vedere se ha il ciuffo bianco. Un altro chiede, guarda se c'ha l'orologio rosa. Adesso io voglio che qualcuno mi spieghi come poteva sapere chi che sia delle persone che erano là che Lilli aveva un orologio rosa. Uno dice all'altro, non so chi sono, potrebbero essere addetti alla sicurezza, addetti sanitari o vigili del fuoco o chi che sia. 2 persone stavano ravanando a mani nude nel sacco dove c'era lei e uno chiede, guarda se ha l'orologio rosa. Come sapeva questo che lei aveva un orologio rosa? Poi lei lo portava esclusivamente d'estate, quando andava in bicicletta. E a dicembre l'orologio rosa non ci sta. E uno chiede all'altro, guarda se qualcuno deve spiegarmi come quelle 2 persone potrebbero essere facilmente rintracciabili, sapevano, o uno dei 2 sapeva, che lei doveva avere un orologio. Da qualche giorno Sebastiano ha iniziato a dire che Liliana all'ultima notte era molto disperata. Il perché è abbastanza intuibile. Loro erano in baruffa, ma baruffa da tempo, da giorni. Quella sera hanno fatto un alterco appena usciti dalla casa degli amici dove erano ospiti. Lei che mangia la sera prima, la sera del 13, che non alza un attimo gli occhi dal piatto, lui le è sopra proprio quasi in un gesto di sfida e la filma mentre porta la forchetta in bocca. Ha alzato una sola volta in 3-4 minuti, è stato lungo. Ha alzato un attimo gli occhi dal piatto, alza gli occhi dal piatto e li posa 30 centimetri più avanti a sinistra. Non ha mai, cioè uno ti riprende con la macchina, con indifferente quale cinepresa, sarà stato il telefonino, tu non alzi un attimo il viso a fare un mezzo sorriso, mostragli la lingua, fai quel cavolo che vuoi, ma è come se non succedesse niente e sta riprendendo te per minuti. Loro hanno litigato quella sera, lei ha pianto perché hanno litigato e la mattina hanno rilitigato, altro che saluti dalla finestra. Questo è, io mi sono fatto una mia idea, qui la dico e non ho remore di dirla. Non è escluso che abbiano continuato a fare baruffa anche la mattina. La mattina potrebbe essere successo che lei non poteva andare via da casa, lei senza i suoi telefoni. Mettiamoceli in testa, nessuno di noi lo fa, io, voi, tutti. Se appena arrivi in strada e ti rendi conto, ti ricordi che hai lasciato il telefono a casa sul tavolo, torni su a prenderlo a costo di perdere l'autobus, giusto? Vale per tutti? Ecco, lei invece glieli deve avere lasciati dietro, ha detto prenditi i tuoi telefoni, vado a prendermene uno mio. Alla Wind, anche questa è una congettura mia, ma non è escluso che possa essere così. Perché se no lei non lasciava a casa i suoi telefoni. Meno che mai tutti i documenti, con cosa si muove? Lei doveva prendere un autobus, i suoi documenti, compresa la tessera dell'autobus, e il Green Pass che era obbligatorio, erano a casa. Ma a chi la dicono? Qualcuno me lo deve spiegare? Sebastiano, tengo duro, non me ne vado da questo mondo fino a quando non me la porto dietro. Claudio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.